Assessore, l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, la Regione è impegnata con diversi progetti e con una precisa politica di inserimento. Sì, un tema importantissimo. Noi collaboriamo con la consulta delle persone con disabilità e delle loro famiglie e abbiamo messo a sistema, quando abbiamo ripreso le funzioni del lavoro, le buone pratiche dei territori. Ora abbiamo un unico hub che si occupa proprio di questo, risorse importanti e intendiamo rafforzare proprio il percorso di dignità delle persone che vada verso un loro possibile inserimento lavorativo. È importante anche informare, perché non sempre le aziende sono informate di quelle che sono le possibilità nel momento dell'inclusione lavorativa, ed è importante anche fare un lavoro culturale nelle scuole in maniera tale che vi sia una relazione forte nei confronti delle persone con disabilità, e il tema dell'inclusione, inclusione sociale e inclusione lavorativa diventi la cifra distintiva ancora di più della nostra Regione, perché devo ricordare che non partiamo dall'anno zero, che abbiamo fatto un percorso insieme, che è un percorso importante, però la grande trasformazione che sta avendo l'economia ci richiede nuovi strumenti, nuova forza, nuove relazioni. È uno sforzo davvero di traguardare verso un orizzonte più inclusivo per tutti. Assessore, lei ha parlato anche della necessità e dell'intenzione della Regione di avviare una sorta di monitoraggio sia sulle leggi e su tutti i progetti che sono in essere. Sì, investiamo risorse davvero importanti e per questo motivo credo sia importante che riprendano con più frequenza quei tavoli di incontro in cui poter monitorare e valutare il percorso che stiamo facendo, proprio perché le risorse sono importanti e le richieste sono altrettanto importanti. Però i numeri che sono stati presentati dagli uffici danno conto di un lavoro sul territorio capillare, preciso, che va verso la direzione di formare le persone e di trovare appunto un percorso di inserimento lavorativo, perché il lavoro è molto legato alla dignità delle persone e alla loro identità. Presidente Zoccano, oggi è un momento importante di confronto con la Regione e la Consulta per fare un po' il punto sull'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Ecco, qual è il suo bilancio? Il mio bilancio è che sicuramente è stato un convegno che ci ha arricchiti, in cui ci siamo confrontati e con cui ci siamo confrontati. Ci siamo confrontati rispetto a una criticità che può diventare un vantaggio. Può diventare un vantaggio se lavoreremo, se faremo sistema, se lavoreremo insieme, come peraltro abbiamo sempre fatto con la Regione, perché veramente il vero vantaggio di tutto questo è il lavoro di rete. Quindi siamo convinti che se continueremo a lavorare così riusciremo anche ad appianare le criticità. Non siamo all'anno zero, è stato detto da più voci, e questo non significa che dobbiamo sederci, anzi deve essere uno sprone proprio per migliorare ulteriormente, perché siamo faro anche rispetto ad altre realtà nazionali e che ci guardano veramente con molto interesse e molto favore.